Gianluca Busato, Stefano Vescovi, Selena Veronese, Silvia Gandin, Ludovico Pizzati, Gianfranco Favaro, Raffaele Serafini, Manuel Carraro, Gianluca Panto, Paolo Bernardini. Queste persone saranno destinate a restare nella storia, hanno preso decine di migliaia di voti, sono persone speciali che oggi danno giusta importanza al lavoro degli uomini di plebiscito. Li ringrazio di essere venuti con questa folta delegazione. Non ha potuto essere qui Ludovico Pizzati, sappiamo che sta eseguendo i corsi alla California State University e ci manda sicuramente un abbraccio. Bene, ringrazio tutti per il giornale, andate ad acquistarlo, acquistatene 5, 4 conservateli per degli amici speciali. Incominciamo a ragionare, a acquisire un linguaggio che ci permetta di intravedere la possibilità dell'indipendenza per arrivare al completo esercizio della Repubblica Veneta. Bene, dopo questo dovuto omaggio a coloro che si impegnano per la comunicazione, proseguiamo con il convegno. È una forma messa in piedi. Chiamo i responsabili della Tesoreria della Repubblica Veneta, Cristiano Zardin, Venturato Stefano, e i primi sottoscrittori dei bond. Si parlava del plebiscito che abbiamo sostenuto per essere liberi e per essere svincolati da forme e manipolazione. È stato fatto uno sforzo grande che economicamente ci ha impegnato e ci sta impegnando. I bond veneti sono rispettosi della legalità italiana, perché noi sappiamo che in questa fase, nonostante sia stata istituita e se sia stata proclamata la Repubblica Veneta, siamo ancora in una situazione dove persistono due legalità, e quindi i bond per la legalità italiana sono delle semplici donazioni, ma per quella veneta sono un impegno solenne della Tesoreria nel rimborsare per 10 volte, con il titolo scritto nei bond, rimborsare per 10 volte il valore sottoscritto. Quindi grazie ai tesorieri. Ho chiamato i primi sottoscrittori, che sono Tiziano, Stefano Vescovi e Massimo Zanta, a nome di Pellegrini. Prego di salire sul palco. Allora, e prego cortesemente Gianni di fare l'ordine. E anche Axel Gioia, vero? Anche Axel Gioia, visto che deve partire presto per Milano. Anche Axel, sì, cittadino lombardo, che ha sottoscritto un bond veneto. Mettetevi in favore di foto, 2 bond veneti, prego, accomodatevi, venite qui, facciamo la foto cortesemente. Sì. Il fotografo. È fondamentale, a questi bond ormai ho perso la voce, chissà perché vengo fuori anche da un mal di gola un po' fastidioso, però sono fondamentali veramente per pagare i debiti di guerra, perché quella che stiamo conducendo, se vogliamo, una sorta di guerra. Le nostre sono armi pacifiche, sono volantini, sono pubblicità, diciamo informazione che facciamo per sconfiggere il peggior sistema informativo del mondo occidentale, l'unico che in Europa è classificato come non libero. E allora è chiaro che questi titoli di Stato, questi questa fiducia che i cittadini veneti danno nei confronti della Repubblica Veneta sono un aspetto fondamentale per assicurarci il successo in questa battaglia. Noi quello che abbiamo fatto in questi mesi lo abbiamo fatto perché ci abbiamo creduto. Siamo come quel bambino che ha imparato a camminare e che dopo magari anche i primi passi in cui cade, però si rialza allegro e contento, non smette più di camminare.
Questi titoli di Stato in questo momento sono il nostro, se vogliamo, biberon, sono quell'aspetto fondamentale che ci permette di iniziare a camminare e a correre con passo deciso verso la nostra indipendenza. Tra l'altro sono anche interessanti perché, come sapete, è una sorta di titolo patriottico che si acquista, ma che dopo 6 mesi, il raggiungimento della piena sovranità e indipendenza, daranno diritto anche a un premio che è di 10 volte la donazione che fate in questo momento. Ci sono 2 tagli, una da 100 e una da 1000 euro. Quella da 100 euro al patriota che la sottoscrive darà diritto a un premio di 1000 euro, quello da 1000 euro darà diritto ad un premio di 10.000 euro 6 mesi dopo la piena indipendenza della Repubblica Veneta. Grazie ragazzi per aver creduto nella Repubblica Veneta, grazie mille, e grazie ai tesorieri che stanno facendo un lavoro straordinario. Allora, tutte le altre persone che sono presenti, che li hanno già prenotati e pagati, possono andare qui al banchetto dove è presente la tesoreria per ritirare i bond già segnati a loro nome. Grazie. Busato, che si congederà da Este. Voglio ringraziare lo staff che ha permesso tutto questo, che ha resistito al vento. Cos'è questo? Un vento di Bora, cos'è? E Filippo Camozza, vento di libertà, bravo, Stefano Sinigaglia, Alberto Zanchi, Andrea Fulici, che è la persona che ha coordinato e ha permesso la realizzazione e l'organizzazione di questo evento. Ho visto prima il consigliere Zaramella che ci aiuta in ogni momento quando è possibile, Portico, il comune di Este, e ovviamente i necessari ringraziamenti ai relatori di questo convegno che ci hanno onorato noi di plebiscito, hanno onorato questa città, e sono certo che ognuno di voi che ha assistito a queste parole pensate, ragionate, vissute, andrà a casa con un bagaglio più strutturato, con una capacità mentale per affrontare anche qualche compagno, qualche amico che non capisce. Vi ripeto, acquistate il giornale della Repubblica Veneta, ne acquistatene 5, 1 per voi e 4 per 4 amici. Bisogna divulgare, perché la consapevolezza col lavoro delle diplomazie ci porterà alla libertà. Ringrazio di nuovo tutti, chiedo a te Giane di chiudere questa meravigliosa serata. Sarò breve anche perché la voce non mi consente più di tanto di parlare, anche perché l'ora è tarda. Mi unisco ovviamente nel ringraziare tutti voi. La parola magica, avete capito, è consapevolezza, e la consapevolezza più grande deve essere quella di capire quanto abbiamo fatto. Guardate che se siamo arrivati fin qui è perché l'avete voluto voi, perché l'avete messo in pratica voi, perché avete consegnato le buste, perché avete convinto persone a votare, perché questa sera siete qui, perché non vi fermate di fronte alle difficoltà, e perché quella bandiera, che ricordo è l'unica bandiera al mondo che ha la scritta pace, rappresenta per tutti noi l'unica speranza di avere un futuro. Come spesso ricordo, andate a chiedere ai ragazzi che studiano, che magari si stanno laureando, che aspettative hanno, e vi daranno tutti una risposta diversa. Vi diranno Sydney, New York, Londra, Amsterdam, Berlino, ma non perché vogliono viaggiare e conoscere il mondo, ma perché qui non vedono più nemmeno la possibilità di sognare. Diamo assieme a loro la possibilità non solo di sognare, ma di realizzare quella vita, quel sogno, e realizzare quelle aspettative che rappresentano il normale decorso di una vita nella propria terra, nella nostra terra, che è una terra stupenda, dove c'è una grande cultura, una gran voglia di fare,
e che noi ci meritiamo finalmente libera. Grazie a tutti voi e viva la Repubblica Veneta. E grazie a Mario Sandrini, che è veramente un grande uomo e che ora scappa per timidezza, ma che si merita tutti questi applausi. Paolo Bernardini. Non si sente, vuoi il gelato? C'è un gelato? Eccolo qua. Io vorrei dire brevissima cosa. Mario Sandrini ha detto che è onorato della presenza di Marco Bassani, mia, che non siamo veneti. Io vorrei dire solo che siamo onorati noi, e credo anche di parlare per l'amico e collega Marco, di esserci posti nella nostra umiltà al servizio di questa grande bandiera che è un segno di libertà e soprattutto in questo momento un segno di grande speranza. Quindi siamo noi onorati, grazie per l'onore che ci fate ad ascoltarci. Grazie Paolo, grazie Marco. Veneto è chi il Veneto fa. E ora un po' di Vivaldi, penso, no?